Sulla istituzione della riserva naturale a Punta Bianca interviene il presidente dell'ANCE di Agrigento, Carmelo Salamone, affermando come per risolvere i problemi della Sicilia ci rivolgeremo a Ferragni, Fedez o Belen. Dato che questo governo regionale è più attento alla visibilità dei social che alle rivendicazioni che arrivano dalle categorie professionali e dalle associazioni di categoria, ci rivolgeremo quindi a Chiara Ferragni per risolvere i problemi della Sicilia. In una nota a dirlo il presidente provinciale di ANCE di Agrigento Carmelo Salamone, dopo che nei giorni scorsi la decennale vicenda dell'istituzione della riserva di Punta Bianca sembrerebbe aver avuto un'accelerazione dopo l'endorsement pubblico della showgirl Belen Rodriguez. Potremmo invitare gli influencer a far visita alle nostre opere incompiute, dice provocatoriamente Salamone, o condurli in un tour tra gli uffici regionali in modo che se ne possa decantare l'efficienza e l'operatività, o anche permettere loro di scattare qualche selfie durante le intense e produttive sedute dell'Assemblea regionale siciliana, che si occupano, come noto, dei bisogni dei cittadini e delle categorie produttive. Potremmo, continua Salamone, chiedere loro di realizzare delle storie mentre spiegano ai cittadini le procedure burocratiche che oggi purtroppo strangolano le aziende e minano tutti i principi della leale concorrenza. Siamo molto preoccupati, conclude Salamone, del fatto che oggi la necessità dell'apparire possa diventare l'esigenza primaria in vista delle elezioni regionali, mentre la gente letteralmente muore lungo le nostre strade mal tenute, non ha accesso a infrastrutture degne di questo nome, vedi negato il rispetto alle legittime aspettative di sviluppo.